Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Forse non lo dici, però lo fai, e questo non è onesto, vero. Forse non lo dici, però lo sai, e non andrai in paradiso. Paradiso. Forse non lo dici, però lo fai, e questo non è mica bello. Forse non lo dici, però lo sai, e quindi sei un recidivo. Come stai? Ti distingui dal luogo comune, ti piace vivere come vuoi e vuoi rispondere solo a te. Forse non lo dici, però lo sai, che prima o poi rimani solo. Tu non li capisci, ma tutti lo sai, hanno messo la testa a posto. Come stai? Ti distingui dal luogo comune, ti piace vivere come sei e rispondere solo a te. Come stai? Ti distingui dal luogo comune, ti piace vivere come vuoi e rispondi solo a te. Buonasera Antonino, a te la linea. Grazie Natalia, alle 18:19 minuti e 30 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata numero 1191 di Zoom di oggi, martedì 12 maggio dell'anno del Signore 2026. Avete appena ascoltato Come stai di Vasco Rossi, anno di grazia 2004. Cominciò la nostra trasmissione, vi ricordo, date il sangue. In ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello radiolibertà.net. Fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli auto da fede di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, video pillole e molto altro ancora. Radiolibertà.net is the place to be. 340-670-9659 per le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi, potete mandarle già da adesso, oppure 0292947222 per le vostre telefonate quando lo dirò io. Vi ricordo che alle 18:35, 18:40 avremo con noi il senatore Claudio Borghi Aquilini per Scuola di Magia. Avete ascoltato Vasco Rossi, come stai? Ti distingui dal luogo comune. C'è gente che si distingue ampiamente da questo luogo comune. Una di queste è stata spesso nostra ospite in questi quasi 7 anni, da quando ci hanno chiuso nelle case il 9 marzo del 2020. Ecco, questo qualcuno è l'avvocato Consuelo Locati, che voglio salutare, perché vedete, lei si distingue insieme a tutti quelli di Sereni e Sempre Uniti
che in questi anni hanno cercato in tutti i modi di battersi per ottenere verità e giustizia quantomeno legale per quanto è accaduto col Covid. Ecco, sappiate che sono caduti in prescrizione, scrive TGcom24, i reati contestati all'ex numero 2 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ranieri Guerra, all'ex direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute, Giuseppe Ruocco, alla dirigente del Ministero della Salute, Maria Grazia Pompa. Per i 3 accusati di omissione o rifiuto di atti d'ufficio per mancato aggiornamento del piano pandemico datato 2006 e per la gestione dell'emergenza Covid, il GUP di Roma ha dichiarato il non luogo a procedere. La decisione è arrivata al termine di un'udienza a Fiume durata oltre 6 ore. Il caso, che era nato a Bergamo e poi è stato trasmesso nella capitale per competenza, era già stato indebolito 3 anni fa dalla stessa Procura di Roma. I togati capitolini avevano infatti sollecitato nel 2023 l'archiviazione, incassando però dal GIP l'imputazione coatta per gli indagati, ritenendo necessario approfondire le responsabilità legate alla mancata revisione degli strumenti di prevenzione sanitaria. Nel 2025 era già stata archiviata la posizione dell'ex presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, accusato di truffa in riferimento a erogazioni pubbliche e rifiuto d'atti d'ufficio. Successivamente erano cadute anche le ipotesi di reato contro l'ex capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, e dell'allora dirigente del Ministero, Claudio Damario. L'avvocato Consuelo De Locati, vi annuncio già da adesso, sarà nostra gradita ospite domani alle 18:35 in questa trasmissione. Vi do un ultimo aggiornamento per quanto riguarda le ultime notizie. Andiamo a dare anche un'occhiata all'ANSA. Fendente al cuore, Prato difende una collega, viene accoltellato, 2 fermati, uno è minorenne. Hanno molestato la donna, tentato di rapinare il 23enne che ora è in gravissime condizioni. Speriamo che ce la faccia. Internazionali, Sinner ai quarti, vince il derby azzurro con Pellegrino, impresa d'Arderi, batte Zverev. Garlasco, per la procura di Pavia, Sempio non passò per caso davanti alla villetta dopo l'omicidio di Chiara. Hantavirus, allo Spallanzani solo campioni biologici del 25enne calabrese in quarantena. Schillaci, in Italia nessun pericolo, ma approccio di massima cautela. Tra l'altro il protocollo Albania durerà finché l'Italia lo vorrà. Questo è quello che dice il premier Edi Rama. Un ultimo, diamo anche un'occhiata alla BBC, vediamo che cosa succede in questo nostro vasto orbe terracqueo. Si sono dimessi alcuni ministri del governo Starmer che ha detto sono i fatti e non le parole quelle che contano, e questo è quanto gli è stato risposto dopo che lui aveva detto che non si dimetterà mai e poi mai. Il primo ministro ha detto che per il momento non è cominciata la corsa alla guida del partito laburista, questo però nel momento in cui 80 deputati laburisti si dimettono, o meglio 80 deputati laburisti gli chiedono di dimettersi oppure di varare una roadmap per arrivare all'elezione di un nuovo leader del partito laburista, che automaticamente diverrebbe anche il nuovo primo ministro al posto dell'uscente Budino Starmer. Uno che veramente ha fatto vergognare l'Inghilterra di essere l'Inghilterra. Vabbè, comunque, sopravviveremo anche. L'Inghilterra è un grande paese, sopravviverà anche a un individuo del genere, non c'è problema. Va bene, le 18, 25 minuti e 23 secondi, adesso in rapida successione abbiamo Diritto e rovescio dell'implacabile Pierluigi Magnaschi, il direttore di Italia Oggi, e poi un Qui Parlamento con l'onorevole Tiziana Nisini, e poi ci ritroviamo dopo la pubblicità e Moroder Night Drive del 1980, tra poco. La Bild Zeitung, che è il più diffuso quotidiano tedesco, tenendo presente la grave crisi economica e sociale che ha investito la Germania, l'ha paragonata ad una balena arenata sulla spiaggia.
Per formulare questa analogia ha preso come riferimento però un vero fatto di cronaca che ha a lungo appassionato i tedeschi. Infatti una balena di 44 tonnellate aveva sbagliato strada il 3 marzo scorso e dal mare del nord si era infilata nel mare Baltico. Per riuscire a disincagliarla sono stati necessari 44 giorni. Gli esperti hanno litigato su tutto. Alla fine l'hanno trainata in una mega piscina costruita appositamente verso il mare del nord e da lì la balena è scomparsa. Si sarà salvata oppure le operazioni di salvataggio sono state troppo laboriose? Le analogie con la Germania in panne sono molte e inquietanti, compresi gli esperti. Nel paragone sono i ministri che litigano solo anche perché in concreto non sanno che cosa fare. Qui Parlamento. Grazie Presidente, colleghi, Sottosegretario Durigon. Oggi siamo qui a discutere sulla questione pregiudiziale contro il decreto 1° maggio. E allora diciamolo con chiarezza, qui siamo davanti all'ennesima prova di ipocrisia politica. A Roma si attacca un provvedimento che introduce misure contro i contratti pirata, contro il dumping salariale, per rafforzare il principio dei contratti collettivi firmati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. In Toscana le stesse forze politiche che sostengono la giunta Giani sostengono un aumento della pressione fiscale proprio sui lavoratori, sui pensionati, sulle famiglie, sul ceto medio. Questa è oggi la contraddizione che non potete nascondere. E la contraddizione non riguarda solamente la politica, riguarda anche il modo in cui una parte del sindacato ha scelto di leggere questo provvedimento. Mentre CISL e UIL riconoscono che il decreto 1° maggio compie un passo in avanti contro i contratti pirata, Landini sceglie di perdersi nei giochi di parole. Prima denuncia i contratti pirata, poi attacca un decreto che prova a colpirli. Prima chiede di valorizzare i contratti firmati dalle organizzazioni rappresentative, poi contesta una norma che lega il salario giusto proprio a questi contratti. Prima dice che il salario giusto non è una parola, ma una quantità. Poi trasforma tutto in una polemica semantica che piace tanto alla sinistra in questa pregiudiziale. Questa è la contraddizione. Se il problema sono i contratti pirata, allora bisogna sostenere chi li contrasta. Se il problema è il dumping salariale, allora bisogna impedire che chi paga meno e tutela meno possa ricevere incentivi pubblici. E se il salario deve essere davvero giusto, allora deve poggiare su contratti veri. Persino Bombardieri, segretario generale della UIL, ha riconosciuto che il decreto 1° maggio rappresenta un passo avanti importante nella battaglia contro i contratti pirata. Ha detto che è positivo aver scelto di identificare il salario giusto con quello previsto dai contratti comparativamente più rappresentativi. Ha detto che bisogna fermare i contratti che servono solo ad abbassare salari e diritti. E allora vi chiedo, perché oggi votate contro un provvedimento che va esattamente in questa direzione? E qui c'è anche un altro punto che emerge chiaramente dalla pregiudiziale di PD e Movimento 5 Stelle, la cosiddetta questione semantica. Voi contestate l'espressione salario giusto sostenendo che sarebbe una formula ambigua, propagandistica, quasi un modo per evitare, come ha detto il collega Carotenuto, un confronto sul salario minimo legale. Ma attenzione colleghi, se il problema diventa la parola giusto, allora vuol dire che state spostando il confronto del merito alla semantica, perché il decreto non si limita ad usare un'espressione, il decreto interviene su un punto concreto: contrastare, come ho già detto più volte, i contratti pirata, il dumping salariale e quei contratti sottoscritti da sigle poco rappresentative che servono solo ad abbassare
salari e diritti. E allora la domanda è semplice: vi dà fastidio la parola giusta o vi dà fastidio che si dica finalmente che non tutti i contratti sono uguali? Perché il punto politico è questo. Presidente, io non riesco a parlare. Sì, ha ragione, colleghi, per favore, se no non si riesce a sentire Un salario non è nulla. giusto perché lo decide uno slogan, è giusto se è legato a contratti seri, capaci di garantire tutele vere ai lavoratori. Voi dite che il governo fa propaganda terminologica, ma qui la vera operazione semantica la state facendo voi. Trasformate un decreto che prova a colpire i contratti pirata in un attacco ai lavoratori. Chiamate ambiguità quello che invece è un tentativo di mettere ordine in un mercato del lavoro dove troppi contratti servono solo a comprimere salari, diritti e dignità. La verità è che questa pregiudiziale non nasce per difendere i lavoratori, nasce per fare propaganda contro il governo. Ma la propaganda si schianta contro i fatti, perché mentre qui si fanno lezioni sul lavoro povero, in Toscana il presidente Gianni ha aumentato l'addizionale IRPEF regionale sui redditi sopra i 28.000 euro, cioè su lavoratori dipendenti, pensionati, famiglie e ceto medio produttivo. Prima si dice che bisogna aumentare i salari, poi si mette la mano nelle tasche di chi quei salari li guadagna ogni mese. E oggi la maggioranza che sostiene Gianni viene qui a spiegarci come si difendono i lavoratori. No, colleghi, i lavoratori non si difendono con le pregiudiziali ideologiche, i lavoratori si difendono contrastando i contratti pirata, difendendo e premiando i contratti seri, si difendono evitando di colpire con nuove tasse i redditi da lavoro e da pensione. E c'è un punto politico enorme. In Toscana dite una cosa, a Roma ne dite un'altra. In aula vi schierate contro il governo, ma nel governo regionale sostenete chi ha aumentato le tasse ai toscani. Questa non è coerenza, è semplicemente doppia morale. Per questo noi respingiamo questa pregiudiziale, non perché pensiamo che il decreto sia perfetto, che basti da solo, ma perché va nella direzione giusta. Più legalità nei contratti, più tutela del lavoro, più contrasto al dumping. Concluda. Perché oggi la domanda è semplice: da che parte state? Dalla parte dei lavoratori o dalla parte di chi li tassa di più? La Lega sta dalla parte del lavoro, dei salari veri, dei contratti seri, e per questo voteremo contro questa pregiudiziale ideologica e profondamente contraddittoria. Grazie, deputata. Qui Parlamento. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408.
Qui Parlamento, l'attualità politica dalla viva voce di deputati e senatori. Va ora in onda Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini. Buonasera, a voi la linea. Buonasera di nuovo, le 18, 38 minuti e 17 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono, salutiamo il padrone di casa, come ogni martedì è tornato accompagnato tra l'altro da Giorgio Moroder con Night Drive del 1980, un uomo dal fascino quasi superiore a quello di Richard Gere, il senatore Claudio Borghi Aquilini. Buonasera senatore. Perché se non erro Giorgio Moroder ovviamente facevi riferimento alla colonna sonora di American Gigolo, se non mi ricordo male, no? E come potevo mentire? Ovvio che sì. Che un po' ogni tanto mi viene in mente, dato che come si chiama? Io purtroppo alla fine per gli abiti ogni volta parto con l'idea di prendere qualcosa di un pochettino creativo e poi dopo prendo lo stesso abito grigio, no? Quando devo comprarlo. Quindi alla fine tipo metti ne ho 10, no? Tutti più o meno uguali. E quindi ogni tanto quando apro l'armadio e dico quale prendo, cioè tanto sono simili, mi viene in mente Richard Gere quando apre i cassetti per cercare le camicie. Comunque sì, grazie, poi bellissimi quei momenti degli anni '80, mi ricordano periodi divertenti della mia vita da giovanetto, periodi di scoperta. E se non ti dispiace noi ricominciamo da quanto non avevo fatto tempo a dire martedì certo scorso. Che sì, cominciamo pure dalla Libia. Esatto, vale a dire dalla Libia. Oltretutto mi verrebbe da dire incoraggiato anche da un articolo, guarda caso, di oggi, no? Perché vedi che le cose non succedono mai per caso nella scuola di magia, c'è sempre qualcosa che dice ma non può essere una coincidenza, ci sarà sotto un trucco di magia, no? Allora invece oggi casualmente, dato che dobbiamo parlare di Libia, c'è un articolo su un giornale che credo la maggior parte delle persone non sa neanche che esista e credo che si perda molto di solito, però ogni tanto, quantomeno io che lo prendo in rassegna stampa e non lo compro, posso vedere che c'è un articolo dove dice che l'ONU addirittura ce l'ha con l'Italia perché ci sono stati 38 voli verso la Libia. E dice che, tra l'altro, col nostro fan 39, perché io sono stato lì con il Copasir 2 settimane fa ed è questo il motivo del fatto che voglio parlarvi della Libia. E l'ONU ce l'ha con noi perché dice che noi non dovremmo prendere e occuparci della Libia. Ora, all'ONU rivolgiamo l'invito del non dimenticato senatore Antonio Razzi. Sarai presente qual è, no? Sì, ma anche Amico l'invito mio. del sindaco La Qualunque. Quindi, sì, esatto, che sì, se vuole lo possiamo dire assieme, non è un problema, insomma. Esatto. Amico se vuole mio, io lo dico all'accetto. Cazzi tua, no? Ecco. Quindi preferenzialmente sono molto fatti i felice cazzi che tuoi. fra le tante entità che pensano di romperci le balle quando meditiamo di fare
delle cose che siano nel nostro interesse, no? Perché chissà come mai quando gli altri fanno cose nel loro di interesse va tutto bene. Istantaneamente invece emergono i problemi quando è l'Italia che prova a fare cose nel suo interesse. E quindi addirittura si sposta l'ONU per dire che devono aver sorvegliato i cieli con flight radar o qualcosa del genere, dove dice ma non vergognatevi, ci sono stati 38 voli e quindi 39 con quello con cui noi del Copasir siamo andati 2 settimane fa in Libia e non dovremmo. C'è un piccolo problema, che la Libia, per chi non lo sapesse, stato dell'Africa esattamente di fronte alle nostre coste sud. Quindi se dalla Sicilia, dalla Calabria si attraversa il Mediterraneo, si arriva in Libia. Se ci si sposta un pochettino nuotando verso destra si arriva in Tunisia, ma a parte la possibilità di arrivare in Tunisia è molto più probabile che arriviamo in Libia. Per chi non si ricordasse, ai tempi di Mussolini era parte del, virgolette, impero italiano, no? Quindi era un possedimento italiano in Libia, la Libia insieme con l'Etiopia, la Somalia e l'Eritrea. E quando per gli anni in cui è stato territorio italiano erano state attuate ingenti risorse per costruire ospedali, strade, insomma rendere sia Tripoli che Misurata, che Bengasi, no? E così via, perché adesso vi racconto un po' come è fatto il paese, fossero all'altezza di quella che avrebbe dovuto essere il fiore all'occhiello delle colonie italiane, perché per motivi anche geopolitici voi capite che avere la sponda opposta del mare è sempre la cosa migliore dal punto di vista geopolitico. Se ne stanno accorgendo in questi giorni i signori degli Emirati Arabi con lo stretto di Hormuz, no? Questo è proprio una delle basi della geopolitica, cioè tu devi sempre cercare di avere per quanto possibile dei rapporti con la sponda opposta rispetto a quella dove sei tu. Il fatto che sia importante avere la sponda opposta ce ne siamo accorti con la questione migranti, perché sappiamo benissimo che i migranti partono da lì, ma non nascono lì, cioè non è che quelli sono i migranti che partono dalla Libia. Voi avete mai visto un migrante libico? No, non ce ne sono, cioè arrivano da tutte le parti del mondo, dell'Africa, mica dell'Africa, no, però partono da lì. E come mai? Perché? Perché ci sono delle rotte, c'è una specie di grande agenzia viaggi mondiale, no, che lucra sui migranti che attraversano il Sahara via Niger e cose di questo tipo. Spero che nessuno pensi che il migrante attraversa il Sahara a piedi, ecco. A piedi puoi fare mezzo chilometro nel Sahara prima di esplodere. In realtà ci sono tutte delle agenzie vere e proprie, no? Che prendono e trasportano gente via autobus per le rotte all'interno del Sahara, dopodiché li mettono sulle coste della Libia e della Tunisia e da lì gli scafisti, mafiosi e compagnia bella prendono e li portano da noi e qualche volta trovavano uno inflessibile che non li faceva sbarcare, e quello si chiamava Matteo Salvini. In altri momenti invece diceva vabbè, le porte sono aperte, dai che si va. E quindi noi ci siamo resi conto dell'importanza della Libia in tempi recenti per la questione migranti, ma in realtà l'interesse nostro per la Libia è molto preesistente e ruota intorno alla parola magica. Sempre, dato che siamo una squadra di magia, c'è una parola intorno a cui tutto gira,
da sempre. Già. E questa parola è petrolio. Già. Perché? Perché? Sì, perché nella Libia, che allora è uno stato enorme, cioè tipo è grande tipo 3 volte l'Italia, però non c'è nulla, è solo gran parte del deserto del Sahara. La popolazione è molto piccola, sono 16 milioni di abitanti. Questi 16 milioni di abitanti sono tutti più o meno sulla costa, perché ovviamente insomma il deserto non è particolarmente ospitale come luogo, e però sebbene non sia ospitale ha un vantaggio, racchiude alcune fra le riserve di petrolio e gas più grandi del mondo. L'ENI, la nostra compagnia petrolifera, l'aveva già capito, ma a dir la verità l'avevano già saputo ai tempi di Mussolini, solo che all'epoca non era, diciamo così, fondamentale, no? come risorsa rispetto a quello che è diventata adesso. Ardito Però, diciamo Desio sbagliò di 2 chilometri e soprattutto sbagliammo perché l'Agip, che esisteva già, scusi se faccio questa nota a margine, no, prego. ma essendo figlio di un funzionario ENI, purtroppo questa cosa la so. L'Agip a quel tempo, quindi stiamo parlando degli anni 30 delle inique sanzioni, non aveva potuto dotarsi di strumenti di trivelle estrattive made in America per effetto delle sanzioni, e le trivelle italiane autarchiche non riuscivano ad arrivare alla profondità da cui far salire il petrolio. Pensate nel 1937 l'Italia che si succhia il petrolio dalla Libia, che cosa poteva fare? Non aggiungo altro. È proprio così, ma soprattutto pensatelo anche in tempi recenti. Vi ricordate che in Libia c'era un dittatore che si chiamava il colonnello Gheddafi, con cui Berlusconi in modo piuttosto lungimirante aveva intrapreso una relazione di affari, no? E questa relazione d'affari era mutualmente conveniente, perché loro avevano petrolio e gas che serviva a noi e gli mancava il resto, no? Quindi gli mancava la possibilità di fare lavori, costruzioni, no? Cose di questo tipo, e quindi si faceva questo scambio e noi si andava benissimo. Immaginate appunto un paese come l'Italia che grazie alla Libia diventa autosufficiente dal punto di vista dell'energia. Io non voglio immaginare, perché veramente sarebbe un qualcosa che spaccherebbe tutto, no? Anche come equilibrio. E infatti, giustamente, i nostri simpaticissimi cugini francesi non potevano sopportare questa cosa, e vi ricordate bene, avevano ben pensato di organizzare dei bombardamenti che però, dato che li facevano loro e dall'altra parte c'era invece non c'era Trump, no? Invece andavano, quelli erano tranquillissimi, no? Si potevano fare ed erano assolutamente positivi, no? I bombardamenti Certo. della Libia. Per cui cosa succede? Succede che, ahimè, ogni volta che noi abbiamo sempre cercato di stringere un pochettino di più le relazioni con la Libia, interveniva qualcuno e ci rompeva le uova nel paniere. Adesso com'è la situazione? Col Copasir siamo andati perché? Perché ovviamente vi ricordate cos'è il Copasir, il Comitato per la Sicurezza della Repubblica. Siamo 5 deputati, 5 senatori, 5 di maggioranza, 5 d'opposizione, e serve come sorveglianza dei servizi segreti, o più in generale, insomma, per le questioni di sicurezza della Repubblica che devono essere trattate in via riservata, motivo per cui non posso certamente dirvi tutto, ma è evidente che la Libia fa parte a pieno diritto delle questioni di sicurezza nazionale, sia dal punto di vista delle possibilità energetiche, sia dal punto di vista dei migranti, sia dal punto di vista delle possibili infiltrazioni di potenze potenzialmente ostili, no? Perché lì la situazione è poco chiara, perché al momento politicamente la Libia è divisa
in due fazioni, anche se probabilmente sono anche di più, però diciamo che le due fazioni principali sono, per farla semplice, da una parte la regione di Tripoli e dall'altra parte il resto del paese, con virgolette capitale Bengasi, che è la città quella che sta più vicino all'Egitto, per intendersi, dove nella zona di Tripoli governa un signore che si chiama Dbeiba. Viceversa nella zona di Bengasi governa un militare, si chiama Haftar. Ce le sono date di santa ragione, a un certo punto hanno visto che nessuna delle due parti cedeva e quindi al momento se ne stanno ognuno dalla sua parte, senza che sia mai stata firmata una pace o qualcosa del genere specifico, ma insomma quantomeno sembra che non si sparino più, o quantomeno non si sparano più in modo particolarmente evidente. Però c'è un però. Oltre alle questioni dei migranti, oltre alle questioni delle varie interferenze, perché ogni tanto insomma quelli di Tripoli chiamano in aiuto i turchi, che ovviamente non vedono l'ora di arrivare, e allora quelli di Bengasi per rispondere ogni tanto chiamano in aiuto i russi, che ovviamente non vedono l'ora di arrivare, no? E insomma voi capite che comincia a diventare un po' follato, no, il posto se noi ci troviamo di fronte alle nostre coste basi turche, basi russe o chi per esso. E quindi insomma siamo andati un pochettino a dare un'occhiata. Una delle cose che vi posso dire, perché diciamo era cosa conosciuta, quantomeno agli addetti ai lavori, ma col fatto che ben pochi di noi la conoscessero anche all'interno del Copasir, e io non la conoscevo, mi fa pensare che sia una cosa che probabilmente anche voi, o quantomeno la maggior parte di voi, non la conosce, e quindi sono qui a raccontarvela perché secondo me mi sembra interessante. La cosa è la seguente. Noi in questo momento abbiamo come principale problema la questione del gas. Già. Perché grazie alle famose sanzioni alla Russia, come sapete, nonostante noi abbiamo un bel gasdotto che ci collega con la Russia, questo gasdotto è chiuso e quindi dobbiamo andare a comprare del gas a costi molto più alti in giro per il mondo, e oltretutto in certi casi questo gas che noi dovevamo comprare in giro per il mondo manco c'è più, perché ci arrivava dal Qatar, e se il Qatar non ci può mandare più niente perché è chiuso il famigerato stretto di Hormuz, e noi abbiamo dei lievissimi problemi, e quindi il prezzo potrebbe essere sicuramente più basso di quello che è adesso. Bene, la Libia, con tutte le sue potenziali grandi riserve anche di gas, è collegata con il resto del mondo soltanto da un gasdotto, e questo gasdotto arriva in Italia. Si chiama Green Stream e parte più o meno un po' di chilometri a est di Tripoli, passa sotto il Mediterraneo e arriva a Gela. E uno dice, caspita, ma allora bene, cioè nel senso apriamolo di più e facciamo arrivare più gas. No, perché praticamente questo gasdotto funziona solo al 10%. Quindi potrebbe dare 10 volte tanto più gas rispetto a quello che ci manda adesso, ma per tutta una serie di ragioni questa cosa non avviene. E insomma voi capite che se magari in passato non si è data particolare priorità o particolare interesse a questa possibilità, perché magari prima si contava che fosse più comodo farlo arrivare dalla Russia, poi si diceva vabbè, ma piuttosto tanto va bene, abbiamo il TAP, no? Quindi che ce lo fa arrivare dall'Azerbaigian, e poi gli americani sono contenti se compriamo il gas liquido, e quindi prendiamo il povero piombino, gli mettiamo la nave gasiera, così lo facciamo arrivare lì. Va bene tutto, ma mi sembra che una delle cose più ovvie dovrebbe essere che, essendo che noi confiniamo con un paese, seppur con il mare di mezzo,
ma confiniamo con un paese che ha grandi riserve di gas, con cui noi abbiamo delle buone relazioni, con cui c'è già un'infrastruttura, quindi un gasdotto che ce lo potrebbe quindi portare a bassissimo costo, perché non ci vuole un genio a capire che se far arrivare il gas da un tubo che c'è già costa molto, ma molto di meno rispetto che farlo diventare liquido, metterlo su una petroliera in Qatar, dopodiché far partire la petroliera, fargli passare lo stretto di Hormuz, lo stretto di Bab el-Mandeb, il canale di Suez, poi dopo tirare su verso noi, rifarlo, fare la procedura di deliquificazione, no? e similari, e poi dopo prenderlo e inserirlo nella rete. Ecco, invece uno dice, vabbè, guarda, io apro il tubo e mi esce tutto il gas che voglio. Sarebbe, dal punto di vista strategico, molto meglio anche del gas della Russia, perché il gas della Russia, con tutto che poi magari la Russia ha già di suo i suoi problemi, poi il gasdotto, quello che viene dalla Russia, passa per l'Ucraina, quindi non vi nascondo che potenzialmente ci sono più problemi rispetto a un qualcuno che ti sta di fronte, no? Non vi dico ovviamente invece quello dall'Azerbaigian, che insomma uno credo farà abbastanza fatica anche a trovarlo sulla mappa, l'Azerbaigian, da cui ci arriva il gas che arriva al TAP in Puglia. L'Azerbaigian, per intendersi, sta sulla riva, diciamo sulla riva sinistra, sulla riva ovest del Mar Caspio. Sì. Ve lo ricordate, quel grosso marone interno che a me incuriosiva tantissimo quando lo vedevo sulla carta geografica, no? Perché pure a me, insomma, il più grande mare interno del mondo, no? Era interessante. Però è molto lontano, attraversa tutta la Turchia e così via. Quindi, insomma, sarebbe probabilmente una delle cose strategicamente più intelligenti da fare, quella di approfondire e rimuovere, insomma, le cause, no, che sottoutilizzano questo gasdotto. Di questo e di altre cose abbiamo parlato ovviamente con il Copasir quando abbiamo incontrato sia il presidente Deiba, quello di Tripoli, sia il presidente dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo, che Ayuba, nome storico per gli appassionati di storia, che è rappresentante, diciamo, della parte di Bengasi, e sia il presidente dell'Alto Consiglio, che è una specie di senato, no, tipo, che sta anche lui a Tripoli. In un modo o nell'altro, secondo me, credo ci siano delle buone possibilità e che sia una cosa da seguire. Non a caso, comunque, un'altra delle robe forse che non è stata notata, una delle grandi infrastrutture per cercare di potenziare la rete similare è stata appena completata da cantieri in Veneto e prenderà, insomma, il largo trasferita in mare per poter essere poi dislocata nei posti giusti. Io credo che, insomma, siano molto utili queste missioni, anche perché i tecnici sanno tutto, cioè è evidente che l'EDI sa tutto, no? di com'è la situazione, però certo. La politica serve a quello, cioè serve poi a dare delle priorità, perché magari uno dice io non ci investo più di tanto perché è un paese instabile, perché è un paese dove ancora ogni tanto si combattono, no? E così via, e quindi chi me lo fa fare di investire in quel paese? Ma è evidente che se ci fosse invece un forte interesse politico, a quel punto uno potrebbe anche dire, ma al di là di quello che dovrebbe essere la prudenza dell'investimento, però se c'è un interesse geopolitico preminente,
forse è il caso di farlo. Ecco, io penso che ci sia un interesse geopolitico importante per far sì che l'Italia abbia fuori dalla porta di casa un grande fornitore di energia a basso costo, e che fino adesso tutti trascurati, non si sono fatti gli investimenti perché l'Europa dice che c'è il Green Deal, e quindi dato che c'è il Green Deal, tanto dice che non possiamo usare le fonti fossili da qui fino al 2035, e quindi perché io ci devo investire, e perché tanto in ogni caso ce lo si prendeva da altre parti. Ecco, adesso credo che mi sembra abbastanza chiaro che, visti i chiari di luna, ci converrebbe invece oggettivamente avere funzionante alle porte di casa un fornitore di gas a bassissimo costo. E insomma, credo che questa sia stata buona parte dell'indicazione politica che abbiamo riportato dopo questa visita. Senatore, io le devo chiedere qualche momento di pausa, torniamo subito, Certo. però le volevo chiedere una cosa dopo. A tra poco. Sì. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Di nuovo a voi la linea. Grazie Natalia, alle 19, 3 minuti e 23 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi, con il senatore Claudio Borghi Aquilini per Scuola di Magia. Senatore, io volevo chiederle questo, già che ci siamo. Lei giustamente dice, di fronte all'Italia sono 70 miglia da Lampedusa, cioè circa 140 chilometri, provate a immaginare, è meno della distanza tra Milano e Verona, per capirci. Ecco, a maggior ragione le chiedo, sì, d'accordo, però parliamo comunque di un paese che è politicamente diviso e instabile, e sappiamo che una parte comunque occhieggia alla Turchia e un'altra parte in qualche modo occhieggia alla Russia. Ecco, l'Italia purtroppo, va detto anche questo, dopo più di 110 anni di presenza, dai tempi della guerra di Libia del 1911, Tripoli, Bel Suol d'Amore, eccetera, eccetera. Ecco. Scusi, ma mi ha causato la citazione musicale. Ecco, dai tempi di Tripoli, Bel Suol d'Amore, l'Italia ha perso purtroppo la sua influenza. Come facciamo a recuperarla? Perché voglio dire, nel frattempo i turchi, a cui abbiamo preso la Libia nel 1911 alla Sublime Porta, oggi c'è un altro sultano che si chiama Erdogan, i turchi giustamente, dal loro punto di vista ragionano, ora che ci abbiamo rimesso il piede, mo ci ripigliamo tutto quello che è nostro, per dirla con Gomorra. I russi hanno i loro interessi, perché sappiamo che i russi puntano ad avere una base nei Mari Caldi, e tra l'altro di recente ne hanno attivata una in Libia. E noi in tutto questo che facciamo? Perché il gas è bello e sono pienamente d'accordo, però per pigliarcelo diciamo che un mezzo piede quantomeno sulla spiaggia a Tobruk lo dovremmo mettere, o no? Allora, questo è ovviamente uno degli argomenti che sono e saranno discussi, e ci siamo. Ma io sinceramente ne sono venuto fuori da questi incontri ottimista. Perché? Cioè c'è ancora voglia d'Italia? Sì, secondo me c'è ancora voglia d'Italia. Secondo me c'è ancora voglia d'Italia. Faccio notare anche qui, insomma, non mi pare di dire nessun segreto, che nel porto di Tripoli è una città molto grande, no? C'è un bellissimo lungomare, e mi immagino cosa doveva essere, insomma, nei primi anni del Novecento. Non è particolarmente, diciamo, è peggio di come potrebbe essere, semplicemente perché davanti a un grosso porto mercantile, quindi in teoria tu non vedi il mare aperto, ma vedi le infrastrutture del porto, una specie di Genova, ecco, insomma, tanto per
tanto per dire, no? Però diciamo sul suolo piatto non ha le alture dietro che rendono Genova così affascinante e unica. Però all'interno del porto di Genova c'è una sola nave militare, e questa nave militare è italiana. A quel punto, anche qui non sto rivelando niente di particolarmente sensibile, però una delle cose diciamo che mi ha detto, che mi è piaciuta molto, il comandante di questa nave, che si chiama Capri, a turno, insomma, è proprio una missione di scambio reciproco con cui l'Italia, diciamo, se non il piede a Tobruk che chiedi tu, però insomma una presenza la fa sempre sentire, è che praticamente loro sono una specie di riferimento di tutto il porto, perché guasti, problemi, questione vanno dagli italiani, no? E noi mandiamo meccanici, ingegneri e così, poi sistemiamo le cose. Sembra una piccola cosa, no? Però è un segno di amicizia, non so come dire, cioè è come far vedere la nostra presenza come positiva, amichevole, e queste cose vengono riconosciute. Cioè uno dice, la nave da guerra, la nave militare italiana nel porto non è una cosa ostile, è un luogo da cui ci andiamo a rivolgere per avere la risoluzione di problemi che possono essere gravi. Pensiamo al pescatore che non riesce più a prendere il mare perché il peschereccio è guasto e quindi non saprebbe come fare, no? E invece si trova il motore della nave, del peschereccio riparato grazie ai meccanici italiani. E non è poco. In generale, questo per dire, diciamo, come tipo di approccio, ma anche dal punto di vista dei contatti con i governanti italiani e similari, con i governanti libici. Mi è parso che poi magari ognuno sente quello che si vuol sentire dire, ma che loro preferirebbero di gran lunga trattare con gli italiani rispetto che con altre potenze in giro per il mondo. E vi posso assicurare, dopo qualche anno di Copasir, che questa cosa è abbastanza diffusa in modo generico. Uno potrebbe dire, vabbè, perché forse voi italiani siete più fessi degli altri, no? Perché in realtà voi portate giù cose mentre gli altri le portano via. Sì, sarà anche questo, però in un modo o nell'altro noi siamo ben visti. Sarà un caso se in Niger, dove c'erano 3 grandi contingenti militari, perché era considerato un posto strategico, e quindi c'era il contingente francese, c'era il contingente americano, peraltro molto numeroso, no? E c'era il contingente italiano post colpo di stato militare. Gli altri contingenti sono stati fatti sloggiare velocissimamente, a partire dal francese, che sta, diciamo così, sulle scatole a tutti tendenzialmente, e invece agli italiani hanno detto: voi potete rimanere quanto volete. Perché? Perché i nostri ragazzi della Folgore e dei reparti che giù in Niger si alternano sono visti come amici dalla popolazione, perché dividono il pasto con loro, perché se possono cercare di aiutare bambini, famiglie o cose di questo tipo dove sono, lo fanno. E questo, guardate, vale di più di qualsiasi riunione con i diplomatici o similari, cioè non ci vedono come dei rapaci, no? Ci vedono come degli amici. E questo, guardate, è una cosa che a me riempie di orgoglio, perché quando mi capita di viaggiare per il mondo e sapere che i nostri militari, i nostri carabinieri, ogni volta che vanno in missione da qualche parte, sono sempre considerati come una specie di benedizione,
perché aiutano, perché si prodigano, perché ci sono sempre, perché curano, perché quando c'è qualche problema in un modo o nell'altro la gente si può rivolgere a loro con fiducia e trovano una mano. Caspita, guardate che non è poca cosa, eh. E quindi, insomma, in un modo o nell'altro, io penso che sia una buona opportunità. Io penso che sia una buona opportunità e che anche da parte diciamo, dei capi di questo tormentato paese, mi pare che sia una cosa fattibile. Non mi pare neanche che sia tanto oggetto di contrasto rispetto alle due fazioni differenti, perché diciamo i giacimenti sono più o meno dalla parte controllata dalla parte di Bengasi. Il tubo, quindi l'infrastruttura, è più o meno dalla parte controllata da Tripoli, ma mi sembra che non sia oggetto di contendere. Cioè, credo se funzionasse di più, no, in un modo o nell'altro, penso che tutti concordano, anche loro, che possa convenire a tutte e due. E quanto alle influenze turche, russe o cose di questo tipo, ma lì c'è poco da fare, il tubo arriva da noi. Cioè non è che quel gas lì può andare da un'altra parte, no, perché arrivo io. Costruire un gasdotto, voi immaginate la complessità, no? È stata un'intuizione del passato e al momento quindi l'infrastruttura c'è. Certo. Ed è collegata all'Italia, non può essere collegata alla Turchia o simili. Per cui, insomma, credo che ci siano tutte le carte per potercela giocare bene. Questo lo dico non perché penso che risolva domani la questione del caro benzina o similari, però uno deve essere un minimo lungimirante. No? E se vogliamo evitare che in futuro di essere ancora una volta esposti a un'eventuale nuova crisi che possa succedere per un qualsiasi motivo da qualche altra parte del mondo, beh, insomma, questo potrebbe essere uno dei metodi, cioè riuscire a diversificare le nostre fonti di approvvigionamento di energia, oltretutto appunto con una cosa che sta a 170 km di distanza dalla nostra terra. Senatore, tornando invece in Italia, siccome lei lo sa, non sono uno stalker, ma sono un suo follower, stamattina direi che abbiamo gioito assieme su un piccolo particolare di cui lei si è accorto sul sito della Banca d'Italia, o sbaglio? Sì, quante volte vi abbiamo parlato da queste magiche onde della questione dell'oro di Banca d'Italia, no? Insomma, c'era un po' di gonzi che quando io vi dicevo che era stata una grande vittoria quella di riuscire in legge di bilancio a stabilire che l'oro fosse del popolo italiano, no? I disfattisti che non dormono mai hanno sempre cercato di sminuire questa cosa. Non è cambiato nulla, no? In realtà fumo negli occhi, non è cambiato nulla. Non è cambiato nulla un cavolo, perché credo da ieri, anche se insomma non è che ogni giorno aprivo il sito della Banca d'Italia per vedere se cambiava, comunque diciamo da pochi giorni la Banca d'Italia, credo, mi si passi il termine, rosicando molto, perché non mi pare esattamente che fossero a favore di questa innovazione, ha dovuto cambiare quello che aveva scritto sul sito, che era una delle cose che aveva oggettivamente messo, diciamo, dato origine a questa battaglia per riuscire a chiarire la proprietà dell'oro. Perché? Perché fino all'altro ieri sul sito della Banca d'Italia era scritto che le riserve dell'oro erano di proprietà della Banca d'Italia. Questa cosa ovviamente non mi stava bene per tutti i motivi di cui abbiamo parlato tante volte, perché una cosa è dire che è della Banca d'Italia, una cosa è dire che è del popolo italiano.
I motivi sono abbastanza semplici. Non perché significa che è del popolo italiano, allora io posso andarlo a prelevare, così come non perché, che ne so, la Venere di Botticelli o l'Annunciazione di Leonardo, col fatto che sono del popolo italiano significa che io me li posso mettere in casa. Questo no. Però se invece fossero, cioè, supponiamo che come si chiama, che l'Annunciazione di Leonardo, invece di essere del popolo italiano, com'è del popolo italiano, sia, che ne so, di Banca Intesa. No? Non è la stessa cosa, perché Banca Intesa a sua volta ha dei creditori. Ma vogliamo noi immaginare una situazione tale per cui un giorno arrivano i creditori di Banca Intesa e dicono: vabbè, sentite, nella periodica crisi bancaria che ogni tanto succede, no? I subprime, mica i subprime e similari, allora facciamo così. Questi mi devono 8 miliardi, e io mi porto via l'Annunciazione di Leonardo, mi porto via la Venere di Botticelli, no? E così questo tipo. Capite che invece se si dicesse: guardate che questa cosa non è di Banca Intesa, ma è nelle cassette di sicurezza di Banca Intesa, perché Banca Intesa le custodisce soltanto. Anche quando una banca fallisce, non è che perché fallisce la banca gli portano via le cose che stanno nella cassetta di sicurezza. Le cose che stanno nelle cassette di sicurezza sono di chi ce le ha messe, no? E quindi uno le può prendere. Stessa roba per l'oro. Banca d'Italia, come tutte le banche, anche se particolare come banca, ha degli azionisti, ha dei creditori, ha insomma dei soggetti che in futuro, se uno non avesse chiarito che quelle riserve auree, che ricordiamo sono le terze riserve auree al mondo, fossero indisponibili da parte di creditori, da parte di azionisti, ma fossero esclusivamente proprietà del popolo italiano, io non avrei potuto escludere che qualcuno prima o poi avrebbe accampato dei diritti. Invece non è stato assolutamente facile, perché le resistenze sono state tantissime, soprattutto da parte della Banca Centrale Europea, ma questa cosa è stata fatta e ieri il sito di Banca d'Italia non riportava più che le riserve auree sono di proprietà della Banca d'Italia, ma in modo più laconico diceva che le riserve auree che sono nella disponibilità di Banca d'Italia. Ora, a me non va bene neanche nella disponibilità, quindi aspetto un po', poi gli facciamo cambiare anche quello, perché la denominazione giusta è: le riserve auree detenute e gestite da Banca d'Italia appartengono al popolo italiano. Quindi gli faremo scrivere questo, che così facciamo ben capire anche a chi non coglie la sottile differenza giuridica fra avere la disponibilità di essere proprietario, però è una cosa importante, insomma, e vi posso assicurare che senza quella legge non sarebbe mai cambiato il sito, e a quel punto, se non cambiava il sito, veniva la situazione, certo non dipende dal sito o meno, ma il sito fotografa una situazione che giuridicamente si sarebbe cristallizzata, e far cristallizzare che le riserve auree, invece di essere del popolo italiano, erano della Banca d'Italia, sarebbe stata una sciagura. E invece, insomma, anche quella lì è una cosa che era fondamentale rispetto al recupero di sovranità, che è quello per cui io mi batto politicamente da quando ho iniziato a fare politica. È uno dei tasselli, uno dei tanti tasselli da mettere a posto prima di pensare di poter recuperare appieno la nostra sovranità, e io ne sono molto felice. Senatore, ci avviamo alla fine di questa nostra chiacchierata. Io la ringrazio come sempre del suo tempo ogni martedì. Cosa c'è da tenere d'occhio questa settimana in particolare? Beh, allora, ci sono due scogli
che devono essere superati, e sono, la prima cosa riguarda esclusivamente gli amici del Trentino, perché c'è una modifica dello statuto del Trentino, tale per cui è richiesta la maggioranza assoluta. È insidioso come passaggio perché, essendo che sono giorni, come ben sapete, dove si fa in tante città campagna elettorale. Io non so chi è in una città dove si vota, lo sa sicuramente, ma magari qualcuno non si è accorto che si vota in tantissime città fra 2 settimane. Ci sono dei capoluoghi importanti. Ieri, per esempio, tanto per dirne una, ero a Lecco, dove insieme con Salvini e Morelli abbiamo inaugurato una nuova motonave per il lago, e intanto abbiamo approfittato per andare, diciamo, a dare un po' manforte ai ragazzi che si sono candidati per la lista della Lega a Lecco. Ecco, voi sapete che non sono tante le città che in Lombardia che sono del centrodestra, perché la Lombardia è una regione che nel suo complesso è sicuramente di centrodestra, ma le città capoluogo facciamo un po' fatica, mi verrebbe a dire, cioè tranne Sondrio e Como, dove in realtà non è del centrodestra ma di un patto, sebbene non di sinistra, senza dubbio, no? come Rapinese, c'è un pazzo senso bonario, ecco, perché sono stato seduto di fianco per 5 anni in consiglio comunale e comunque insomma i comaschi sanno di che cosa sto parlando, ma altrimenti insomma quasi sempre governa la sinistra nei capoluoghi. Ecco, prendere e riuscire per esempio a strappare Lecco alla sinistra sarebbe importante anche in prospettive future. E quindi, essendo che ci sono tante sfide elettorali, alcuni deputati non sono qua a Roma, non della Lega che ovviamente siamo militarmente strutturati, ma magari qualcun altro potrebbe non esserci, e forse se per un qualsiasi motivo non si arriva a fare la maggioranza assoluta dei membri del Senato, è fastidioso, perché purtroppo è richiesta appunto, quindi sono richiesti in pratica 101 voti, e quindi insomma speriamo che gli alleati ci siano tutti, ecco, mettiamola così. Poi per carità, cioè, il Trentino ha vissuto fino adesso con lo statuto vecchio e quindi non è che casca il mondo, però insomma preferirei molto evitare, ecco, perché c'è stato dietro tanto lavoro, e quindi siamo tutti precettati, anche se io al Copasir ma devo andare in aula sicuramente, perché dobbiamo essere tutti presenti per la votazione per lo Statuto del Trentino. Dopodiché ci sarà una cosa un pochettino più importante che invece per tutti, ecco, non esclusivamente per una questione locale, è il decreto fiscale. E credo che il decreto fiscale, che contiene insomma tante norme abbastanza importanti, si voterà giovedì mattina, credo, con la fiducia. Queste credo sono le 2 cose più importanti questa settimana in Senato, unite con il Premier Time, cioè una specie di question time dove risponde il Presidente Meloni, che si terrà domani sera. Molto bene. Allora, senatore, io la ringrazio e al piacere di ritrovarci 368 ore. Va bene? Assolutamente sì. Grazie a tutti e buona settimana. Buona settimana, un caro saluto e grazie ancora. Sigla. Avete ascoltato Scuola di Magia. Qui Parlamento.
Allora, buona gente, sono le 19:26 minuti e 27 secondi, una bella conversazione come sempre illuminante sulla Libia con il senatore Borghi, poco da dire, cioè quella che chiamavano quarta sponda, quello che volete voi. Ecco, una cosa che il senatore ha evidenziato, io mi ritrovo molto d'accordo con lui, e questo concetto gli inglesi lo chiamano soft power, è proprio questo, le nostre forze armate, ma anche se vogliamo le nostre istituzioni attive all'estero, sono uno strumento di soft power, esattamente come lo è la BBC con i suoi servizi mondiali per il governo britannico, il famoso BBC World Service che si prende anche nelle onde corte. Perché dico questo? Perché appunto un paese si fa rappresentare. Il fatto che ci sia la Capri, peraltro la Capri è una nave trasporto costiero, non è né più e nemmeno che un mini traghetto, anche se eventualmente può essere armata con una mitragliatrice, ma il fatto che quella nave stazioni a Tripoli e il fatto che i nostri marinai, se c'è qualcuno che ha bisogno d'aiuto, una riparazione meccanica, un pezzo di ricambio, una roba, si inventano qualcosa, perché poi da quelle parti c'è una grande capacità di improvvisazione, di arrangiarsi con le apparecchiature meccaniche. Ecco, questo è uno degli strumenti di soft power del nostro paese. Allora, davanti al fatto che, e voglio dire, Borghi non è un passante, stiamo parlando appunto di un signore che oltre a essere uno stimato senatore della Repubblica è anche un componente del Copasir, quindi se lui mi dice che ha percepito dell'interesse, della voglia di Italia in ambo le fazioni della Libia, e se ci fate caso questo è un discorso che ci aveva fatto anche la professoressa Michela Mercuri, che è esperta di questioni libiche e di Mediterraneo, l'ha detto più volte quando è stata nostra gradita ospite a Zoom. Allora mi verrebbe da dire, come diceva un amico mio, buttati che l'acqua è bassa. Cioè, una delle cose che per esempio potrebbe fare questo governo, un buon accordo sul gas, cominciamo col gas, poi arriveremo anche al petrolio, un buon accordo sul gas, sull'energia con ambo le fazioni in Libia. E questo sarebbe anche un elemento di stabilizzazione dell'area, sarebbe un elemento per dire guardate che c'è l'Italia, guardate che noi ci siamo, guardate che noi tuteliamo i nostri interessi nel Mediterraneo. Non è colonialismo, è fare business. Poi certo c'è un retaggio anche storico, gli italiani, ripeto, fino a quando non ci sono state le primavere arabe, sì, d'accordo, era pittoresco Gheddafi che sarà presentato da Berlusconi con la fotografia di quello impiccato dagli italiani negli anni 30, per carità. Però intanto c'erano degli accordi economici molto interessanti e molto importanti in ballo. L'autostrada litoranea, tutta una serie di cose, e in cambio gas e petrolio. Dite quello che volete, ma Berlusconi era un uomo d'affari e sapeva quello che faceva. Vi può piacere o meno, ma ricordatevelo quando andate a fare benzina e la pagate 1,94 € al self-service. Con questo sono le 19:30, noi ce ne andiamo in pausa, ci sentiamo in New Guinea con People of the Moon del 2026 e poi torniamo sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Tra poco. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente.
SO, 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 SO. Corre, corre, como el mío, llévame para allá, como el mío. Corre, corre, como el mío, llévame para allá, como el mío. Pipo, 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 no te muevas. Pipo, pipo, no te muevas. Pipo, pipo, pipo from the stars, llévame para allá. Cuando, Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie Natalia, 0292947222, il telefono è aperto qui a Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi, ma c'è già una chiamata, pronto chi è là? No, saltato. Diamo un'occhiata intanto alle agenzie, via libera della Camera al primo decreto carburanti e legge, signori e signore. Andiamo a vedere che cosa dice l'ANSA, via libera della Camera al primo decreto carburanti che diventa legge. L'Aula ha approvato il provvedimento con 147 voti a favore, 79 contrari. Viene così convertito in legge il decreto del 18 marzo, già approvato dal Senato. Allora, Teheran avverte gli USA, ancora l'ANSA, questa è la notizia d'apertura. Se ci attaccate siamo pronti ad arricchire l'uranio al 90%. Rezaei minaccia l'uso del nucleare militare, ne parleremo in Parlamento. Trump incontra i generali per discutere se riprendere l'offensiva, lo riporta la CNN. Nel sud del Libano 6 morti per i raid israeliani. Garlasco, Sempio non passò per caso davanti alla Villetta dopo l'omicidio. Gli internazionali, Sinner ai quarti, vince il derby azzurro con Pellegrino. Impresa di Darderi, batte Zverev. Fendente al cuore, Prato dipende una collega, viene accoltellato, 2 fermati. E diamo un'occhiatina allora a questa notizia che arriva da Prato, francamente inquietante. Eccolo qui, uno è minorenne, hanno molestato la donna e tentato la rapina al 23enne, che ora è grave, l'uomo è in gravissime condizioni. Sentite cosa dice l'ANSA. Ci sono 2 fermati in questura a Prato per l'accoltellamento del 23enne la notte scorsa in centro. Il giovane è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione. Sono 2 uomini, un italiano e un sudamericano. La polizia li accusa di essere coinvolti nell'aggressione, che va a configurarsi come un episodio di tentato omicidio. Secondo una ricostruzione, il giovane italiano è dipendente di uno dei locali della piazza Mercatale, aveva appena terminato il turno di lavoro ed era uscito insieme a un collega poco dopo le 1, poco dopo l'1. I 2 sarebbero stati avvicinati dagli aggressori, i quali prima avrebbero molestato la donna e poi avrebbero chiesto denaro al 23enne. Alla sua opposizione uno dei 2 avrebbe estratto un coltello colpendolo al petto. La lama ha raggiunto il cuore del giovane che si è accasciato a terra in arresto cardiaco. Decisivo l'intervento dei sanitari del 118 che hanno rianimato il giovane e poi lo hanno trasferito d'urgenza in ospedale. Il 23enne è stato sottoposto a un delicato intervento cardiochirurgico ed è ora ricoverato in rianimazione, intubato e in prognosi riservata. Vediamo le zappe che sono arrivate, eccoci qui. Il governo con Pichetto, il gas libico, ma se non riattiviamo nemmeno le piattaforme adriatiche, che ne avremmo bisogno, vedi i croati che succhiano alle stesse fonti. Maurizio, le piattaforme adriatiche c'è un problema di subsidenza di Venezia, cioè il rischio è che Venezia sprofondi, questo è quello che dicono i geologi. Abbiamo una telefonata, pronto chi è là? Eccomi, Michele Caruso. Ciao Bonsoir, Michele, eccoci qua. Bonsoir, un saluto noblesse oblige. Madame, monsieur, comment ça va? Ça va bien? Ladies and gentlemen, welcome. Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, sulle magiche onde di Radio Libertà, la talk radio con Antonino Danna. Come stai Antonino? Tutto bene? Sì, tutto bene, però Michele c'è una piccola cosa che volevo chiarire con te. Qualche tempo fa tu avresti augurato un tumore per telefono al collega Semmivarin. Ora,
Michele, io sono aziendalista, oltre al fatto che rispetto e stimo l'amico e collega Semmi. Io non credo che si debba telefonare a una radio se non si è d'accordo con l'interlocutore per augurargli un cancro. No, ma Io ti pregherei di chiedergli scusa. Antonino, io ti dico, non è nel mio costume, porgo le scuse più sentite dal profondo del mio cuore, non è nella mia anima perché sono una persona per bene. E se una volta così vi ho dato del troglodita è per le sue posizioni un po' estremiste riguardo ai diritti gay, sai che io sono sempre in prima linea nelle battaglie, sono ospite nei talk show, ai Gay Pride, sono stato intervistato anche all'interno dei telegiornali, Rai, Mediaset, La 7, Sky, e dunque non mi è mai successo questo assolutamente, di augurare un male come addirittura il cancro a nessuno. Evidentemente ti sarà arrivata qualche informazione di qualche invidioso, perché adesso c'è la mia rubrica nel tuo programma, Il punto di Michele Caruso, e ora qualcuno semina odio, raccoglierà a tempesta. No, Michele, questo lo ha detto direttamente lo stesso Semmi e a me spiace molto questa cosa perché, ribadisco, Semmi è un galantuomo, lo dico pubblicamente. Poi, francamente, se tu non condividi le sue posizioni, per carità, Aldo Moro diceva comprendiamo ma non condividiamo, ma questo non ti autorizza a dargli del troglodita, perché passiamo dalla polemica sulle idee alla polemica sulle persone, e la polemica sulle persone non si fa perché è scortese ed è scorretta. Antonino, come Voltaire Docet, io fino alla morte lotterò affinché tu possa dire quello che tu pensi, anche se diametralmente opposto al mio pensiero. E dunque questo credo che sia più di quanto importante si possa eccepire. È vero? Questo sicuramente, per cui ti pregherei, insomma, di scusarti per questa cosa, ecco. No, io porgo le mie scuse più sentite se c'è stato qualche qui pro quo, c'è stato qualche equivoco, forse nel momento in cui io, ecco, sai, ci tengo molto, perché ce l'ho a cuore i diritti degli omosessuali, sono una bandiera, portavoce del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli, della Pride, e dunque a nome di tutti i gay porto avanti le istanze da tempi non sospetti. Qualora ci sia stato qualche fraintendimento, dunque magari anche abbia augurato un male irreversibile addirittura come quello, me ne dolgo e chiedo le mie più sentite scuse. Posso adesso fare il mio intervento? Prego, è dignitoso chiedere scusa quando si sbaglia. Vai col punto. Il punto? Di Michele Caruso. La coalizione di centrodestra è determinata a proseguire il percorso in itinere su una nuova legge elettorale to cure. Lo fanno sapere fonti della maggioranza al termine del vertice di Palazzo Chigi con la Premier Giorgia Meloni e i leader del governo. In questo esecutivo si accelera sulla riforma e si dice pronto ad avviare un tavolo con le opposizioni. Al centro c'è il testo frutto di un accordo interno, proporzionale puro, con un maxi premio di maggioranza allo schieramento che supera il 40%. Tutto questo mentre 126 costituzionalisti hanno firmato un appello esprimendo forte preoccupazione per le rilevanti criticità dal punto di vista costituzionale presenti nella riforma. È stato mosso un j'accuse, distante da ogni qualsiasi forma di hubris ad hoc, ma tant'è. I 126 questo che comunque è importante riconoscere che ha a che vedere con il diritto costituzionale, 126 accademici, professori universitari, ritengono innanzitutto grave il fatto che ancora una volta si voglia modificare le regole elettorali quasi alla vigilia del voto, ma è grave soprattutto, sottolineano, che dopo il risultato della straordinaria partecipazione al voto referendario sulla giustizia
si voglia costruire un sistema elettorale che ancora una volta non combatte l'astensionismo e semmai lo incrementa con meccanismi quali le liste bloccate e la rigidità di un premio abnorme che allontanano i cittadini dal voto e dalla partecipazione democratica, trasformando le elezioni in un plebiscito per la scelta di un capo e dei suoi sostenitori. Nell'appello si elencano i 3 punti più critici, a partire dal premio di governabilità, il cui rischio maggiore è che possa risultare eccessivo fino a portare la lista o coalizione vincente verso il 60% dei seggi, ripeto, il rischio 60% dei seggi. Altro nodo riguarda l'aggravamento del sistema delle liste bloccate e il mantenimento delle pluricandidature. Il terzo profilo riguarda invece l'indicazione preventiva del candidato alla presidenza del Consiglio, che contrasta con i principi che reggono nel nostro ordinamento la nomina del governo, un rassegno dei punti deboli di un testo che per la maggioranza dovrebbe andare avanti fino alla sua approvazione definitiva. Io nel congedarmi da te, intanto mi scuso ancora con Temi Varin, perché non si augura il cancro al cervello a nessuno, men che meno comunque a qualcuno che sta svolgendo il suo lavoro con una certa deontologia professionale. C'è stato uno scontro idee molto acceso, sono stato anche sulla copertina della Zanzara, suo programma rivale in questo istante in onda su Radio 24 con Cruciani, dove io gli davo del troglodita e lo mandavo col paese, ma comunque sono stati dibattiti molto accesi che su una radio libera come Radio Libertà, dove non c'è filtro alle chiamate, si è liberi di parlare senza alcuna censura, si è potuto fare, anche se ritengo di aver esagerato un po', non tanto forse nei toni, nei modi, ma nelle parole che sono state veramente un po' in là con quella che è la mia persona, che torno a ribadire, come tu conoscerai Antonino, perché ormai non è da ieri che intervengo con il mio punto di Michele Caruso su Radio Libertà, essere una persona, un galantuomo e dunque un gentleman's argument tra me e te, che questo non succederà mai più. Da Michele Caruso grazie e buonasera a tutti. Grazie a te. Un chiarimento per gli ascoltatori e per tutti. Sono io che decido le rubriche in questo programma, non c'è una rubrica del punto di Michele Caruso, che però è libero di intervenire, infatti, come tutti voi, quando volete. Se a qualcuno questo dà il mal di pancia, non ci posso fare niente, però torno a ripetere, potete sempre alzare la cornetta allo 0292947222 e entrare in trasmissione e dire anche voi la vostra sui vari argomenti che noi proponiamo ogni giorno. Questo perché in questa trasmissione, almeno questa è la filosofia del conduttore nonché autore della trasmissione, che sono io, ribadisco, la filosofia è molto semplice. Primo, non si fa polemica sulle persone, ma sulle idee. Secondo, evitate per quanto possibile il turpiloquio. Sul secondo punto possiamo eventualmente chiudere un occhio, sul primo no. Allora, noi chiudiamo la nostra trasmissione, vediamo un po' che cosa abbiamo come news. No, nient'altro. Io vi ringrazio come sempre, ci ritroviamo domani alle 18:15 trattabili sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. E la canzone con cui ci salutiamo, visto che 31 anni fa se ne andava Mia Martini, Piccolo uomo del 1972. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera.